quindi levitazione, fai i panetti, quindi pesi, e lì fa 8 ore di levitazione. Da lì parte la levitazione e dopo 8 ore fai... Quindi te con col termine prima, con perché devi fare maturazione. tu intendi il fatto di lasciare all'interno dopo il pasto Sì. il glutine che si ramifica, che si... Esatto. Quindi avevo fatto l'impasto. Lì. So che l'hai già fatto, ma se proprio vuoi far vedere anche agli amici i mulini di Mossano e trovi strapieno, tipo come abbiamo trovato noi oggi, puoi parcheggiare nel parcheggio del cimitero, che è comodissimo. E non sei neanche male, dai, guarda che bello. Mezzo l'erba alta, col panorama comunque dei coine. Singano l'acqua? L'acqua, Mirko? No, non sta l'acqua. Ecco, non sta l'acqua. Se vuoi pinciarti la puntina dei mulini, cerchi sullo YouTube puntine, spazio, mulini, spazio, Mossano e te schinsci invio, pianche se no te spaghi a tastiera. Biga d'epoca. Ecco! E la macina d'epoca. È il video ricordo della toppelata che si confronta con la lucidità della pala. Vedi due tipi di lucidità diversi. Allora Pampini, guardate un attimo a volte l'ingegnosità dei vecchi, che non è solo quei che sta al bar a beva ombre, no? Praticamente vedi, per far funzionare il mulino loro cosa hanno fatto? Hanno fatto sì, ok, che l'acqua spingesse, la forza dell'acqua spingesse il mulino, ma hanno fatto anche quei raccoglitori obliqui in modo tale che cosa succede? L'acqua si spinge, però aumenta anche di volume e il peso dell'acqua aumenta la forza di giro della ruota. Guarda che rassa di posti che te porta il Singano. Forse qua, che girava acqua o no? Gentile pubblico, questa pianta si chiama volgarmente Zantedeschia e il suo nome originario latino è Ara Ecae Intelfos. E sto qua a vederlo così mi sembrerebbe quella pianta che volgarmente viene chiamata Musa bananarama, che si chiama il banano. Lo capivo? Una bella lavanderina che lava i fazzoletti, non tutti la conoscono questa, per i poveretti della città. Fai un salto, fanno un altro e dopo a fine se si limonea non so io scherzare, perché sa da elementari e ti diceva guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu, ok? Quindi ti tendeva da tosetta che te fea buono e te cassavi un bacio in bocca. Pensati come che si crescono gli altri, È obbligatorio da fare, mi raccomando. Pausa spritz sul bar da battaglia, vedete il bar da battaglia, dentro il tendon con quei careghe, quella montana di plastica fuori, queste sono robe che pesa singano, vedi tu? No, i lounge bar e casai là, i bar da uomini, Dio caro. Poi, mi guardo maglietta e pornab. Ma Marco lei delfini che fa 69, guarda che mestieri. Faccio anche il sommelier di birra adesso. No, incredibilmente non tutti i miei amici apprezzano di fare la van life fuori da un cimitero. Cioè, secondo me, mangiare fuori da un cimitero, cioè il fatto di ingerire del cibo che è vita, energia vitale, fuori da un cimitero, crea quel contrasto piacevole, quel piacevole contrasto. Venite con noi a scoprire l'assaporamento di questo contrasto della vita, che è il cibo, che è la preparazione del cibo, e della morte, che è la van life fuori dal cimitero. Stai apprezzando? Ah, non apprezzi?
Ho capito, ma Matteo, ti dà per scontato perché Matteo certo. praticamente lavora con i climatizzatori, eccetera, e sapete l'impianto del clima in te camper, ma cioè, da capire che non è normale, nel senso che per uno che non sa, veda una roba così, ci resta, non è una roba normale, è una roba che ti dici, porca puttana, guarda che robe che ha combinato qua. E questa Come che te montessi a stufa a pellet o robe del genere? Guarda che storia. Mirko approva questo elemento. Appunti, perché ogni volta ci sbattiamo la testa ma non impariamo mai. Previsioni meteorologiche di oggi, cioè praticamente ragazzi ci salutiamo della serie pioggia, merda, ognuno a casa sua. Ecco, cioè stiamo sudando, è roba da fare, da andare in spiaggia. Devo guardare però Linz. Capito, ma fa che veda, beh Linz ok, ma anche qua era pioggia merda, cioè va a 360 gradi, 360 gradi, che cacchio. E questo è il nostro Veneto, ciao Italia, alla prossima! Scusa, ma che lavoro fai per poterti permettere quest'area camper? I pompini. Ah, ragazzo, sei a Montegalda, in provincia di Vicenza, dove che te passa tipicamente il trattore, dove che si mangia i gatti in umido. Ara che quest'area camper non si mia neanche tanto male, sa, te che è il carico e scarico, e il giardino, ok, il bionde squasse, che roba là, che sia il tavolino e basta. Se poco, se sa qualcosa, insomma, ecco. Allora, esatto, come dicono le recensioni, lo scarico è messo in una posizione veramente particolare e alcuni camper, tipo il mio, non può scaricare in nessun modo, cioè né a sinistra né a destra né di fronte né di lato, perché io avrei potuto scaricare col culo, ma neanche, perché cioè le ruote toccano sul rialzamento del marciapiede, quindi proprio in nessun modo Pullman ad esempio può scaricare qua. E non è che ho i scarichi stranissimi, ce li ho a metà strada sul lato destro, ok? In effetti nelle recensioni ho capito perché aveva tutte le stelle basse, proprio per questo motivo qua, insomma, hai capito? Chi ha la cassetta tipo loro, vabbè, ok, vabbè, quella è la cacca, guarda la cacca che esce, guarda che bello. Curati sta scena un po' fetish, un po' di vita reale, vedi di uno che coi guantini in latex maneggia degli escrementi. Tu mi dirai, sì, no, ma che schifo. Sì, per carità, ma non sono mie amiche che fanno ste robe, le Luca fa ste robe, se Valtri che fa ste robe, mi schisso un bottone e svodo tutto quanto, cioè tu capito. Quindi se Valtri che sei fetish, Valtri che vardè che compri i camper, non mi. I camper moderni sono un fia fetish, sono un fia porno tedesco. Ecco, no, aggiungerei un dettaglio, il motivo delle recensioni ultra negative di questo posto, se vai a leggere i commenti e guardi cosa sta succedendo nel video, è il fatto che, a parte ok lo scarico stupidissimo, creato da uno probabilmente che ha fatto il progetto con 4 bottiglie di vodka in parte, ma non va neanche all'acqua, cioè se un parcheggio, basta, non sta a scrivere a camper, parcheggio, punto. Mamma mia ragazzo, guarda che robe, oh, prima di este un disastro di cartelli e baracchine che vende sarese, che sarebbero volgarmente chiamate le ciliegie, e i duroni. Van Life in il parcheggio del Mega si vede anche il mar. No, siamo a este che mar avuto vedere, siamo in Padova. Ciao Fuffetto, sì. Un buon e un cattivo, mettete d'accordo? Che bello che facciamo la recensione di Adinetto, di Matteo e anche Erika. Ma adesso se qui è Adinetto sta qua che cazzo è? Vabbè, sarà il letto in coda. C'è la truma? La truma? È vero, Dio. La truma, questa però non è... Sì, a gasolio. Complex questa, la truma complex. Che grande. Aspetta. E vara con che te recensisco? Più che altro col discorso di fare la recensione mi sento davanti. Apri a portella. Schifo così, sono mio stupido Dio caro. Ah! Porca troia, guarda che sberia. Schermo. Puttana merda, cos'è un 18 pollici? Guarda che misteri. Ti dà Cosa? la posizione. Sì, ti ho mandato sul gruppo. Leggi tu WhatsApp anche da qua, no? Cos'è Android? Hotspot. No, le suo. Ah, il suo proprio da Tesla. Guarda sopra la testa il rooftop marchiato ah no, qui è la maglietta. Si muove. Che strano, sembra tipo La cintura di sicurezza. che vai giù in discesa, invece è così. C'è un rumore proprio, pensa quanti pedoni che ti pinci sotto perché non ti senti arrivare. Porca miseria. E aspetta, perché anche moderne o non moderne tu ti spaghi i coglioni per la cintura. Il pro di sta macchina, ragazzi, è che non sa neanche scaldarla.
Te parti e via. Che figata, te impeta i sedili, che non si può neanche dire quanti cavalli ha, perché non funziona in cavalli, o sì? Funziona in cavalli, Ah, sì? 350. 350 cavalli? 0-100, 5 secondi. Ho sentito, sì. Che figata! Ma cos'è qua? Ok. Ah, ma manca macchine, non si può andare in culo. Gli buoni di offendersi dopo. Sai, il pizzo in 3D vede a strada. Se vedi la strada, Velocità, autosterzatura. No, anche il semaforo ha visto. sì. Cioè la guida da sola, scusa un attimo, fammela vedere, questa la fa da sola, aspetta. Sta curva qua. No, giri! No, ragazzi, fai quieta, comprami a Tesla, barboni, Dio caro. Ciao, mio, pari paura. Cioè, di affidarsi a un computer per ste robe. Cioè, bisogna secondo me stare sempre attenti comunque. Beh, in realtà tu devi tenere sempre le mani sul volante. E ora che senso ha? No, per la sicurezza. Ah, vabbè, e ora? Prendi sonno. Appunto, ma in più ti dirò, scusa, io povero, porca troia, e tua mia, ma appunto con tutte queste facilitazioni uno ha il cervello quasi in stand by, perché non deve concentrarsi qua, non deve concentrarsi là e si indormenta e viene col 2 sonno, Dio caro, o no? Si ferma. Se ferma se te dormi? Sì. Cioè sintesi te non segui? Se tu non tocchi il volante, ti dà 3 avvisi e a un certo punto lei frena e si ferma a 4 frecce. Però non ti fa fare incidenti entro i 3 avvisi? No, però sono molto immediati. Che storia. Io ti domanda le mani sul volante dopo 20 secondi che ti si in guida autonoma. Zio schizzo. Il 54% che sia la batteria della macchina? Come il telefonino. Sì. Ma ti carichi in USB? Che ti domanda se mettere le mani sul volante, ti tocchi il volante e riparte in sicurezza. Zio schitto. Il consumo più accelerato più più te. Porca miseria. Quanto costa una sberega così? 50? 40? Anche 3,60. Ah sì? Vedete qua. No, non costa, voglio dire. Se no, frena, zio schitto. Qui che era il Mona su YouTube che rigava la macchina un giorno sì, e mostrava sempre i video. Sì. Guarda che l'allarme con la sentinella. Quindi sei di serie, non sei lui che dice? No, perché è un USB e registra. Sente una botta e ti fa vedere 15 secondi prima della Dai, botta. che storia. Dai, che ne c'era di Cosa? Gli vuoi andare in culo? No, lui ha fatto niente, lui. Sta frenando lei da sola perché ha visto... Quindi anche se eri 100 all'ora e volevi andargli in culo perché ti stanno i coglioni, quindi è giusto che gli vai in culo, Esatto. non potevi. Guarda che ha cambiato il colore del semaforo. È vero. E guarda che parte da sola. Che storia. Cioè te compri praticamente un autista a E tu vita. gli dai, vedi, gli puoi dare anche la percentuale della distanza che tu vuoi tenere. Se te compri un autista a vita, bisogna che funzioni bene. Aspetta un attimo che faccio le censioni. Matteo, vedi, la mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono. Che se qua. Non è un cazzo. Ora vedi tu, Dio che te Dio caro, in manco a uia quella vestita d'esame, che aveva l'ambrozio che gli dava i cioccolatini. Apri il portaoggetti. Cosa? Si apre da solo, Eh. però lo chiudi da solo, lo chiudi te. Ah, vabbè, che smezzava. No, io devo dire invece, non mi ricordo cos'è che io devo dire. Adesso interessa la moto adesso. Però questa secondo me è una cosa che può interessare al pubblico. Praticamente si va a non metterla in pratica, sta serio, sta in del tuo, Dio caro. Modalità romantica, qua seria modalità da pincio. Cosa succede? Ta mette a macchina ferma, avvia sto camminetto virtuale, a macchina fa tanto caldo e mi diceva e se sbassa già i sedili si riscalda, un fiat tipo a roba di Quagmire, ti ricordi tu quelli griffi in casa sua che femmine le ciapea a macchina che versava le gambe e tutto quanto, una roba del genere. This is gonna be a relaxing weekend. Per quelli che amorosamente 3 ore prepararsi. Buongiorno. Sì ragazzo, altri 2 giorni
questa vi casa. Io ripeto, Però questa magari può interessare Matteo, quindi ripeti il discorso di quanto hai pagato. il primo anno ho fatto un po' una stima, con 10.000 km ho speso 120 euro di energia elettrica, il resto ho caricato con il fotovoltaico. Ah, ok, ora è molto chiaro. Se uno non ha il fotovoltaico invece e non ha la presa, cioè è già diverso, Certo, deve ovvio. consumare la corrente di casa e quindi In capire. realtà quando vai al costo. distributore Sì, paghi lo stesso. sì, beh, chiaro. Aspetta, pausa perché sta roba interessa a tanti e interessa anche a me. Allora, come autonomia lui ha detto che ha un 400 km, pertanto un 200 andare e un 200 tornare, ok? E tu hai detto, e vado a caricare il supercharger, ok? Sì. Cosa vuol dire? Cioè, quanto tempo ci metti a fare il pieno di corrente per fare il pieno per fare 400 km? Allora, tu non farai mai il pieno al supercharger, ma farai piccole soste di ricarica di un 20-30%. Ad esempio, tu vuoi andare a Roma, adesso lui calcola che hai 49% di batteria e lei ti dice ti fermi a Occhiobello 30 minuti, ti fermi ad Arezzo e dopo ti fermi a Roma. Quindi 30 minuti comunque una pompata, diciamo. Sì, esatto. Ora. Però 30 Sì, minuti è una cosa, cioè ti fermi, bevi un caffè Sì, ok. e Quindi al momento ti dice quante colonnine sono quante libere di colonnine quella sono zona lì. libere, che servizi hai, quindi bagno, ristorante, caffè, wifi, Carico, e poi scarico. potresti anche dormire, Ah. c'hai anche le foto, ti dice il prezzo, adesso per andare a caricare lì costa 51 centesimi al kilowatt, se ci vai fuori di un certo orario 46, poi ad Arezzo ce ne sono 24 a 250 kW, qua carichi molto più veloce, e ce ne sono 19 disponibili, vuol dire che ce ne sono 5 e stessi servizi. Ragazzi, oggi ho troppe novità a moto, il giro in Tesla e tutto quanto, non me la sento di provare questa cosa. Adesso, non perché io e i miei amici, però ospitalità veramente di Matteo e Erika. Veramente ti mette in imbarazzo, anche perché mi hanno fatto un regalo che gli ho detto mi avete messo in imbarazzo, brutti teste di cazzo, porca troia. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you